Festeggiata oggi a Porto Empedocle Santa Barbara, patrona dei marinai e dei vigili del fuoco. Diverse le manifestazioni in occasione della giornata mondiale delle persone con disabilità, ieri 3 dicembre. Continuano le manifestazioni sul Pirandello organizzate dal Centro Studi Pirandelliani in occasione del convegno in corso a Palermo. Grande successo della manifestazione Artigiano in Fiera a Milano, presenti numerosi espositori siciliani, nostro servizio speciale. Parità tra il Ragusa e Licata, termina 1-1, la Fortitudo perde l'incontro con il Rieti per un punto in trasferta. Benvenuti con il nostro appuntamento odierno di TV Notizie. La Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera di Porto Empedocle, i Vigili del Fuoco di Agrigento hanno festeggiato oggi la loro patrona, Santa Barbara, una celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano e si è svolta presso la chiesa di Contrada Ciuccafa a Porto Empedocle alla presenza delle massime autorità civili e militari della nostra provincia. Il servizio. La Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco festeggiano oggi la loro patrona, Santa Barbara. Una concelebrazione presieduta dall'Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano è stata tenuta nella chiesa di Contrada Ciuccafa a Porto Empedocle alla presenza delle massime autorità civili e religiose. È stato ricordato il martirio di Santa Barbara, della loro patrona, e di come ancora quel messaggio sia attuale. Santa Barbara, appunto, patrona di una serie di operatori, sicuramente i Vigili del Fuoco, la Marina Militare, ma anche gli artificieri, leggevo perfino gli ombrellai, no? Esposti forse nel passato alle scariche dei fulmini. Ecco, con quello che è certo che queste occasioni dei patronati sono momenti di riflessione, di coesione dei vari operatori a qualunque corpo appartengano. Certo, Vigili del Fuoco, Marina Militare, artificieri sono veramente esposti al rischio della vita personale e quindi è incommiabile la dedizione che prestano nel loro lavoro. Santa Barbara protegge tutti coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa e infatti è la patrona non solo di noi marinai, come giustamente ha detto, ma anche dei minatori, degli artificieri, dei genieri, degli artiglieri e dei vigili del fuoco che non a caso si trovano qui oggi tra di noi in occasione della Santa Barbara. Come tutti sappiamo, Santa Barbara era una giovane donna che morì martire nel 306 d.C., decapitata dal padre perché si era convertita al cristianesimo e non volle abbandonare la fede in Gesù. Donò in sostanza la propria vita per non abbandonare appunto la fede in Gesù e rappresenta la serenità dello spirito di fronte al pericolo senza possibilità di evitarlo. Che cosa dobbiamo apprendere noi dalla vita di Santa Barbara? Per noi Santa Barbara deve costituire, oltre che la santa protettrice, anche un esempio da imitare, e cioè come Santa Barbara senza alcun tentennamento ha seguito Gesù sino all'estremo sacrificio, così noi marinai dobbiamo servire fortissimamente la patria e nell'adempimento del nostro servizio dobbiamo essere disposti, se del caso, sino all'estremo sacrificio. 5 ore in piste per la vita, una manifestazione che si è svolta presso l'autodromo di Racalmuto, organizzata dall'ACI di Agrigento, in occasione della giornata dedicata ai ragazzi diversamente abili o con svantaggi sociali. Le interviste. E quest'anno abbiamo voluto riproporre questa manifestazione a cui io personalmente e tutto l'Automobile Club di Agrigento ci teniamo in maniera particolare, che è rivolta alle persone meno fortunate di noi con disabilità o con svantaggi sociali. Io mi preme ringraziare il presidente di ACI Italia, l'ingegnere Angelo Sticchi Damiani,
che ci supporta e ci stimola ad organizzare queste manifestazioni che all'occhio del profano potrebbero sembrare al di fuori delle mission dell'ACI, ma così non è. ACI soprattutto promuove la tutela dei diritti alla mobilità dei disabili, sia con campagne di sensibilizzazione nel rispetto delle regole per tutelare questi diritti, e soprattutto anche con i servizi istituzionali. Uno fra tutti, ACI mette a disposizione un servizio gratuito a domicilio per tutte quelle persone che non possono recarsi presso gli uffici dell'Automobile Club per espletare le pratiche automobilistiche, e questo direttamente presso il domicilio della persona diversamente abile. Mi preme ringraziare i piloti che hanno messo a disposizione gratuitamente le loro macchine da corsa per rendere un sorriso a queste persone. Voglio ringraziare anche l'artista agrigentino Sergio Creminisi, il quale ha per l'occasione stilato una sua opera. Voglio ringraziare anche tutti gli sponsor. La manifestazione sta avendo un grande supporto da parte di sponsor. Quest'anno abbiamo la Sara Assicurazione, la compagnia assicuratrice Sara, e abbiamo anche come supporto la Sparco, che è un'azienda leader nel settore dell'abbigliamento tecnico sportivo, che opera a livello mondiale. Per intenderci, la tuta dei piloti di Formula 1 come quella del campione del mondo Max Verstappen è proprio una tuta Sparco. Questo che cosa significa? Che il mondo della mobilità e il mondo sportivo sono vicini e sensibili anche a queste tematiche. Nel mondo ci sono milioni di persone diversamente abili che ogni giorno combattono per avere una vita indipendente, e questo ci insegna come con forza e dignità si possono superare le difficoltà. Loro sono per noi una risorsa da cui dobbiamo imparare come si possono superare le difficoltà della vita. 5 ore in pista per la vita vuole lanciare un messaggio di valorizzazione dello sport quale strumento di integrazione e di inclusione sociale, ma soprattutto vuole ricordare che ognuno di noi può fare qualcosa affinché nessuno rimanga indietro o rimanga escluso. Un evento veramente molto importante, che chiaramente si concentra sull'inclusione. Noi come Protezione Civile stiamo trattando l'argomento del primo soccorso, perché tutti devono conoscere quali sono le pratiche per dare un primo soccorso in occasione di un incidente o qualsiasi altro evento. Oggi siamo qua, come negli anni precedenti, a trascorrere una giornata insieme ai ragazzi che hanno dei problemi fisici, per fare soprattutto comprendere che la consapevolezza dei problemi che quotidianamente questi ragazzi incontrano, e quindi ognuno di noi, anche attraverso le istituzioni e la loro sensibilità, possiamo cercare di fare del nostro meglio e contribuire a rendere una vita un po' più dignitosa a chi è stato meno fortunato di noi. Ancora una volta la sinergia fra il Comitato e l'ACI di Agrigento funziona alla perfezione, un binomio di solidarietà e sport, ma soprattutto di regalare emozioni, di regalare un sorriso a ragazzi che se non con ACI non si potrebbero permettere questi momenti di gioia. 5 ore per la vita, ormai una manifestazione consolidata, che cresce ogni anno, che cresce in quantità, che cresce in qualità, in perfezione. C'è un'organizzazione impeccabile, e su questo faccio i complimenti ancora una volta al comitato dell'ACI di Agrigento. Veramente sono stati eccezionali, dal direttore al tutto il personale. Complimenti, e sempre a disposizione per questa sinergia tra sport e Automobile Club di Agrigento per le auto. Una lodevole iniziativa per la quale il Comune di Agrigento ringrazia il Presidente dell'ACI, l'Avvocato Bellanca, e la Dottoressa Danile, il suo Direttore. Sono queste cose che mettono alla ribalta veramente la città di Agrigento. Vorrei ringraziare l'ACI in prima persona per quello che ha fatto, ma soprattutto le associazioni che hanno partecipato a questa meravigliosa e toccante manifestazione. Desidero ringraziare i piloti che hanno messo gratuitamente le loro vetture a disposizione e quello che hanno fatto.
dove c'è sport c'è cuore. Agrigento non può disconoscere una manifestazione del genere e la mia presenza qua dimostra l'attenzione di questa amministrazione, con in testa il sindaco Miccichè, verso questo tipo di iniziative. Benvengano, miglioriamole, aumentiamole, il Comune sarà sempre vicino a queste iniziative. Giornata senza barriere ad Aragona con la Motor Life, l'iniziativa organizzata ieri in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. Le interviste. Ad Aragona questa mattina giochi senza barriere. Qual è lo scopo di questa iniziativa? Allora, intanto lo scopo della nostra associazione è quella di assicurare l'attività fisica, l'attività motoria sportiva a tutti, quindi disabili, non disabili, anziani, a tutte le fasce d'età. Oggi però siamo qui per i bambini, per assicurare, per fare una giornata di inclusione, di divertimento, per assicurare appunto gioia e anche speranza a tutti attraverso il gioco, che è la cosa che tutti noi, diciamo, preferiamo. In particolare quali attività avete previsto per i bambini? Allora, oggi faremo diversi giochi, c'è tutto il campo diviso in giochi, quindi dal tris, dallo slalom, e quindi il canestro, il calcio in porta, quindi diverse attività motorie e anche sportive. L'obiettivo principale qual è? Il divertimento e l'inclusione. Qual è il messaggio che intende lanciare questa iniziativa? Questo messaggio che vuole lanciare oggi in questa giornata particolare che si celebra la giornata nazionale della disabilità, vuole dimostrare che la disabilità non è un limite, ma anzi è un'opportunità, una nuova sfida anche verso i normodotati che si mettono in gioco affinché anche noi riusciamo a superare i nostri limiti facendoli diventare opportunità. Tu come la vivi la disabilità? Oggi la vivo in maniera serena perché sono riuscita a realizzare tanti miei obiettivi, anche grazie a tantissima gente che mi vuole bene e che soprattutto ha creduto in me. È presente anche Motor Life a questa iniziativa che ha davvero uno scopo bellissimo, far divertire i bambini. Esattamente, anche oggi siamo presenti a promuovere sempre la nostra mototerapia, andremo a dare la nostra bellissima dose di gioia, adrenalina, allegria e andremo a dimostrare che la diversità non sembra un qualcosa di brutto, ma è un qualcosa che ci rende unici a modo nostro. Cos'è la mototerapia e quali sono i benefici? Mototerapia è un giro in moto, leviamo qualsiasi tipo di ostacolo per salire in moto ai ragazzi normodotati e disabili, anche perché con la mototerapia andiamo a favorire quella che è l'inclusione e cerchiamo di andare a infondere a questi ragazzi la scarica di adrenalina che una moto dà, e quello che esce fuori è gioia e sorrisi. E domani martedì gli studenti della scuola Garibaldi di Realmonte incontreranno l'Arma dei Carabinieri nell'ambito della campagna di educazione alla legalità rivolta agli studenti delle scuole. A parlare dei valori della legalità sarà proprio il comandante della compagnia dei Carabinieri di Agrigento, il capitano Anna Maria Putortì. Durante l'incontro saranno illustrati gli strumenti legislativi e le procedure su come affrontare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo con l'ausilio di casi concreti. Il giornalista Lelio Castaldo, conoscitore del territorio agrigentino, parlerà altresì del dramma dei social e dei conseguenti suicidi, negli ultimi tempi sempre più numerosi. Gli incontri tra i carabinieri e gli alunni, oltre che essere molto proficui sotto ogni aspetto, forniscono un significativo arricchimento personale, rafforzando quel sentimento di vicinanza tra l'Arma, la scuola e i giovani, un gusto della legalità che rimarrà sempre nel cuore e nella mente degli alunni. Questo quanto affermato da Aldo Mucci, segretario generale della scuola, che sarà anche un relatore del convegno. Un pezzo di Sicilia è stato presente al vertice mondiale sull'azione del clima a Dubai, in occasione della 28ª conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Presente la Fondazione Dusmè. Sentiamo il presidente Michele Pivetti Gagliardi. Dopo l'esperienza a San Martino delle Scale, la firma del protocollo con tutte le religioni, gli ordini professionali, in partenza adesso per Dubai. Sì. È una grande responsabilità, una grande esperienza, sarà certamente,
Credo che oggi si sia posato un tassello di un mosaico più grande che deve comprendere la responsabilità che si ha nei confronti del creato, così come Papa Francesco ci insegna con la sua Laudate Deum. Cosa verrà presentato concretamente a Dubai? Verrà presentato un protocollo di intesa tra le 3 religioni monoteistiche e tra tutti gli ordini professionali che ci sono in Italia. In questo documento c'è l'impegno nel collaborare per la risoluzione del problema dell'ambiente, il problema dell'inquinamento ambientale, il problema del sovradimensionamento della popolazione rispetto a quello che l'ambiente ci può offrire e delle soluzioni che vogliamo proporre e offrire alla comunità internazionale. Davvero un protocollo firmato a San Martino delle Scale, a Monreale, Palermo, può incidere in un cambiamento mondiale? Io ritengo di sì, la location intanto è molto prestigiosa, siamo nella sede del Monastero dei Benedettini, sappiamo che l'Ordine dei Benedettini è uno dei più antichi ordini che in seno alla Chiesa Cattolica, la Sicilia è il centro del Mediterraneo. Non vedo proprio perché la Sicilia non possa essere il ponte ideale, non solo diciamo territoriale, tra varie visioni, sia quella laica che quella spirituale, verso un nuovo cammino che deve essere intrapreso sia dalle professioni, come precedentemente ho detto, sia dalle religioni più importanti del nostro pianeta. La presenza a Dubai non è aperta a tutti, anzi è molto in qualche modo esclusiva, perché bisogna presentare qualcosa di concreto e capace di cambiare le sorti del mondo. Come ci siamo arrivati? Ma ci siamo arrivati semplicemente, il prodotto del lavoro di tutti questi anni che ciascuno di noi in fondazione ha fatto nei propri settori, lavoro che abbiamo messo insieme, ne abbiamo costruito una credibilità abbastanza riconosciuta unanimemente. Le istituzioni ci sono state vicine, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Università e della Ricerca, la Regione Siciliana, e quindi ci è stato detto sì, meritate di venire con noi a Dubai a rappresentare alla comunità internazionale il vostro progetto. Possiamo soltanto dire grazie intanto a noi stessi per essere credibili e seri, se mi si consente, e alle istituzioni governative della nostra nazione e della nostra regione. Continuano gli appuntamenti del 60° convegno di studi su Pirandello a Palermo, organizzato dal Centro Studi Pirandelliani, con i laboratori di scrittura e teatrali. Le interviste. Oltre 400 studenti partecipano al convegno di studi pirandelliani, giunto quest'anno alla 60ª edizione. All'interno 2 importanti laboratori, quello teatrale e quello di scrittura. L'importanza di questi progetti? Allora, quello di scrittura ha la funzione di farvi leggere ai ragazzi il testo in una maniera diversa, non scolta. Cioè, perché chi legge un testo per poterlo riscrivere, cosa che d'altra parte fanno anche tutti i grandi scrittori, partono sempre da un testo da diversi testi esistenti. Quindi rileggere i testi, in questo caso pirandelliani, dal punto di vista più libero, cioè dal punto di vista di chi deve riscrivere un altro testo, deve inventare un altro testo, quindi qualche cosa viene trascurata, qualche cosa magari minima viene enfatizzata, quindi una gerarchia diversa di lettura. I giovani come si approcciano ai testi di Pirandello? I giovani ai testi di Pirandello si approcciano benissimo se insegnanti, docenti o in qualche modo in questo caso anche la Centro Pirandelliano o altre istituzioni li interessano. Pirandello non è uno scrittore per bambini o per ragazzini, no? È uno scrittore che va letto in profondità. Per fare questo c'è bisogno di un supporto. E un supporto può essere anche questo, cioè la scrittura creativa. Cioè, riscrivendo il testo si capisce meglio. Quest'anno avete raddoppiato le presenze di studenti, un bel lavoro. Sì. Questo ovviamente è un buon segno, sicuramente è un buon segno, vuol dire che
interesse che d'altra parte sta venendo da diverse parti, diversi segni. Io ho l'impressione che seppure sono stato un docente, adesso sono fuori dalla scuola per problemi di età, ma guardando dall'esterno ho l'impressione che ci siano parecchi segni di avvicinamento più concreti, più diciamo esistenziali, chiamiamolo così, che la scuola comincia a rientrare un po' di più nella esistenza e quindi nel sistema di valori, nel sistema di pensiero. Mi chiamo Ginevra Geraci, faccio parte dell'Istituto Superiore Comprensivo Francesco Crispi di Ribera e oggi mi trovo qua frequentando la classe del quinto liceo classico accompagnata dal professore Castellano di italiano. Questo convegno mi ha permesso di approfondire il tema di Pirandello che noi già abbiamo affrontato proprio per andare a questo convegno e le cui riflessioni ci hanno permesso di arricchire le nostre conoscenze su questo grandissimo autore siciliano, perché spesso noi conosciamo troppo poco e sono proprio questi spunti di riflessione che ci permettono di comprendere chi abbiamo veramente attorno e la nostra realtà che ci circonda, proprio perché Pirandello, grazie ai suoi messaggi, è molto attuale e oggi, grazie agli interventi che ci sono stati forniti dai professori, io e i miei compagni ci siamo ritrovati quindi a vedere dei nuovi punti di vista, delle nuove interpretazioni, ad esempio sulla differenza tra vita e forma, sulla morte che non è solamente fisica ma anche emotiva e spirituale e che Pirandello stesso riporta all'interno delle sue novelle. Abbiamo affrontato questo lavoro e ora sono in procinto di andare appunto a scrivere la mia opinione, la mia appunto idea di reinterpretare una delle sue novelle. Questo è Qual è l'opera di Pirandello che ti affascina maggiormente, che ti piace di più? Sicuramente l'umorismo, direi il saggio dell'umorismo, perché mi permette di veramente entrare a fondo della sua filosofia, perché appunto Pirandello non è visto solamente all'interno della sua poetica, ma la sua filosofia ci permette di capire veramente chi siamo all'interno della società. Senza di essa noi pensiamo appunto di vivere questa vita così, vivendola senza uno scopo. E poi ci ricordiamo di Pirandello che è lui che ce lo dice, che effettivamente noi non siamo solamente vita, noi non siamo chi pensiamo di essere, sono gli altri che ci vedono nel nostro modo e quindi noi riflettiamo su questa nostra identità. Per questo è una delle mie opere preferite. Possiamo? Professore Giuseppe Castellano, il Crispi partecipa al convegno di studi pirandelliani con quali obiettivi? L'obiettivo è quello di far familiarizzare sempre più i ragazzi con lo studio della figura di Pirandello, lo studio della produzione pirandelliana, della produzione drammaturgica, della produzione novellistica, della produzione romanzesca, ma nel quadro appunto di una riflessione più generale sulla letteratura. Io sono molto legato a Pirandello in quanto agrigentino, che naturalmente quindi sono cresciuto nei luoghi dei vecchi e giovani, però Pirandello è un autore che va anche oltre Agrigento, un autore diciamo della grande tradizione letteraria europea, pari appunto di Kafka, di Proust, di Tolstoi, e dunque merita uno studio, una riflessione che prescinde anche, come dire, dalla località. Siamo molto contenti di partecipare perché lo scopo non è soltanto quello appunto di confrontarsi con Pirandello, ma anche quello di produrre qualcosa su base pirandelliana e dunque esercitarsi per esempio in un laboratorio di scrittura creativa, cosa che i nostri ragazzi appunto sono in procinto di fare adesso. Siamo molto contenti e ci auguriamo appunto che questo possa essere solo la prima tappa diciamo di un appuntamento fisso che vedrà, si spera, sempre la nostra scuola appunto partecipare a questo convegno con la sua storia, una sua importanza. Si è inaugurata il giorno 2 dicembre la fiera a Milano Artigiano in Fiera, che ha visto la presenza di numerosi espositori siciliani e non solo. Vi proponiamo un servizio speciale curato dalla nostra Margherita Trupiano, che si trovava proprio in fiera a Milano. A Milano il mondo si incontra all'artigianato in fiera. Tanto cibo e tradizioni locali con la creatività degli artigiani. Venite con noi. La prima
particolarità della lavanda è il rilassamento, non è il profumo. Il profumo viene dopo. L'olio essenziale nelle tempie fa passare il mal di testa. Per quanto riguarda i sacchetti di lavanda, che sono questi qua, che costano solo €1, sono antisettici, antitarme e poi li può mettere sotto al cuscino per rilassarsi. In più il profumo nell'armadio. La nostra azienda agricola fa principalmente produzione di miele e olio. Noi produciamo tutti i prodotti quello che riguarda comunque i mieli nel nostro territorio, perché noi abbiamo api comunque dislocate nel territorio di Marche, Abruzzo e Umbria. Quindi miele di acacia, di tarassaco, di indaco, di melata, di castagno, di sulla, di girasole, di trifoglio e poi facciamo tutti i mieli aromatizzati. Miele al limone, arancia, anice stellato, cannella, tartufo nero, zenzero e curcuma, le rose e miele balsamico. Poi facciamo l'olio, quindi noi abbiamo 2 riveti, olio facciamo il nostro blend, quindi con terra ascolana, frantoio, leccino e altre cultivar nostre del territorio che comunque i nostri nonni ci hanno lasciato. E poi facciamo, qui abbiamo portato in fiera, l'artigiano in fiera, un favo naturale di api e facciamo assaggiare il favo proprio alle persone. Vendiamo i favetti proprio naturali con le api, che le persone possono mangiare, quindi la cera, che è molto buona, la cera con il miele. E poi abbiamo tutto quello che comunque riguarda anche la ristorazione, perché noi abbiamo l'osteria La Casa delle Api a Castel di Lano, dove comunque facciamo piatti tradizionali, piatti legati comunque al miele, e chi ci viene a trovare che è di fuori può comunque dormire anche nel nostro B&B. Abbiamo un B&B Offida e si chiama La Casa delle Api, La Casa delle Api B&B. Pecorini di montagna, come può vedere anche dalla foto, grazie a voi. Pecorini di montagna, possiamo andare da tutti i gusti e a tutte le specialità, vi invitiamo a provarlo. È un appuntamento in cui il mondo si incontra qui a Milano e offre a un pubblico vastissimo il suo meglio, la sua creatività e le sue eccellenze. Ecco, cosa rappresenta ogni anno questo evento? Ma è proprio come esattamente ha detto lei, cioè l'Expo degli arti e dei mestieri, delle culture dei popoli del mondo, con 2550 artigiani provenienti da 86 paesi del mondo, dal sud-est asiatico, passando per l'Africa, l'America Latina, l'Europa e l'Italia. E obiettivamente è l'evento più importante a livello internazionale anche per partecipazione del pubblico. Già in questi giorni la tendenza è di un incremento molto significativo della partecipazione del pubblico, che dà ragione della bontà e della bellezza di quello che i nostri artigiani propongono e espongono. Mi piace dire che questa fiera è un'esperienza prima che una visita, è un'esperienza di incontri, di umanità, lavoro e di vita vissuta, che è forse quella tocco di positività di cui tutti abbiamo bisogno. Di anno in anno come si evolve questa fiera? Si evolve da incontro a incontro, perché noi gli artigiani che abbiamo qui sono stati incontrati da noi, i primi a essere stupiti siamo noi e abbiamo proposto di incontrare il nostro pubblico. Quest'anno abbiamo 600 imprese nuove su 2550. Abbiamo parecchi paesi nuovi e questo è anche interessante e abbiamo 210 produttori artigiani nel comparto del biologico, del vegan e del gluten free, del naturale, del prodotto naturale come filosofia e cultura del vivere e del lavorare, che dice di uno stile, cioè lo stile di chi lavora per compiere se stesso, amando e rispettando la natura. Il profitto è un aspetto del lavoro, ma non è la ragione ultima, per cui il rispetto della natura e della dimensione della quantità della produzione rispetto alla qualità sono una linea guida chiara e evidente. L'artigianato, in un'era in cui prende piede l'intelligenza artificiale, ha una sua importanza sotto il profilo culturale del recupero della tradizione. Ma non c'è dubbio, mettere insieme il cuore, la mente, la mano e le mani e il senso della bellezza può essere aiutata dalle nuove tecnologie, compreso dall'intelligenza artificiale. L'importante è sapere chi è il protagonista, dopodiché gli strumenti si usano di conseguenza.
quando il protagonista perde la sua identità, gli strumenti acquistano una predominanza senza senso. Le attività produttive da sempre sono fortemente impegnate nel sostegno da dare alle aziende per l'internazionalizzazione di quella che è l'attività e la promozione dei loro prodotti. Anche quest'anno all'Artigiano in Fiera avete dato un forte contributo. Quale? Sì, siamo presenti con una collettiva di 108 imprese provenienti da ogni parte della Sicilia e che espongono tutta la produzione tipica della nostra regione. Abbiamo le aziende dell'artigianato e quindi ovviamente le ceramiche, ma anche collane, ma anche il prodotto in legno. Ci sono degli artigiani che fanno veramente tantissime cose particolari nella nostra regione. E poi il food, abbiamo il cibo e quindi il nostro panettone al pistacchio, i prodotti al pistacchio, le acciughe salate, e quindi abbiamo mare, terra, l'olio d'oliva, come ovviamente la nostra regione, gli uliveti, insomma tutto quello che ne può conseguire. Abbiamo tante aziende, siamo sempre presenti ogni anno con veramente un grande numero di aziende, sono sempre loro contenti loro dei risultati che ottengono e contenti noi di trovare le risorse per poterli portare ogni anno sempre in maniera più grande e fornire una bella vetrina della nostra regione. Credo che questo sia importante per noi che lavoriamo per loro. Ecco, il nostro lavoro è questo, lavorare per loro e renderli sempre un tantino sempre più grandi. Silvio Alessi, un grande spazio della regione siciliana nell'ambito dell'Artigiano in Fiera a Milano. Cosa significa questo appuntamento per la Sicilia e per i suoi imprenditori? È una grande opportunità di sviluppo per le oltre 300 imprese che quest'anno hanno partecipato alla 22esima edizione di Artigiani in Fiera, una manifestazione dedicata al grande pubblico dove nei 9 giorni di manifestazione ci sono circa 1.300.000 visitatori. Questa è una delle manifestazioni più importanti al mondo dell'artigianato, dove l'area Sicilia è una delle più importanti e delle più imponenti, con oltre 2.000 metri quadrati di area espositiva. Sono, come dicevo prima, 300 le imprese che quest'anno partecipano alla manifestazione ed è un momento di sviluppo per le imprese che qui in questi 9 giorni vengono a vendere le loro produzioni dell'artigianato e dell'agroalimentare. C'è una grandissima offerta nei vari padiglioni. Ecco, la Sicilia che tipo di riscontro ne ha da parte del pubblico? Ma la Sicilia è una delle regioni più visitate, è la regione dove molti visitatori vengono durante i 9 giorni di fiera ed è quella dove le produzioni siciliane sono quelle più apprezzate. Gli allestimenti, ecco, vengono di volta in volta studiati appositamente. Come lavorate in questo senso? Ma noi cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei singoli espositori, perché chiaramente per ogni settore riproduttivo ogni settore produttivo ha delle esigenze particolari, quindi noi durante le fasi di allestimento sentiamo tutti i produttori per capire quali sono le loro esigenze e cerchiamo di accontentarli al meglio. Silvio Alessi da tempo, da anni ormai si occupa di quest'ambito. Ecco, qual è il lavoro che svolge proprio per portare avanti un evento di questo tipo? Ma questo è un evento per noi uno dei più importanti che organizziamo. Organizziamo anche tanti altri eventi in giro per il mondo, però l'Artigiano in Fiera, a cui noi partecipiamo da oltre 20 anni, è la più importante in termini anche di grandezza e di numeri. Noi abbiamo diverse attività all'interno della fiera, quindi oltre al reperimento delle imprese espositrici a cui noi vendiamo gli spazi in quanto concessionari dell'organizzazione della fiera, poi ci curiamo anche di organizzare e costruire tutti gli allestimenti fieristici, quindi tutti gli stand che voi vedete qui in fiera li realizziamo con il nostro personale e quindi facciamo un servizio finito chiave in mano per quanto riguarda sia gli espositori che l'organizzazione della fiera. È sicuramente un bellissimo appuntamento di promozione della Sicilia, delle sue bellezze e
della sua straordinaria ricchezza gastronomica, e noi vogliamo offrire ai tanti espositori, tantissimi visitatori un pezzo di Sicilia attraverso la musica, la danza, il folklore della nostra Sicilia, una gran bella esperienza della quale siamo orgogliosi. La linea alla regia per gli spot pubblicitari. Un pranzo per la fratellanza si è svolto a Palermo, organizzato dagli amici di Biagio Conte per continuare la sua opera di carità, la corrispondenza. Dietro questo pranzo c'è Biagio Conte. Biagio Conte credo che rappresenti veramente la parte migliore di ciascuno di noi, perché ognuno di noi tende al bene. Non sempre magari riusciamo a farlo, ma Biagio ci ha lasciato un esempio di grande umanità, a parte il cristianesimo. Pur avendo tutto dalla vita, ha fatto un po' i conti con la propria coscienza, voleva andare in missione, ma voleva andare in Africa e invece poi scoprì che l'Africa era Palermo. Vogliamo soltanto che ognuno riflettesse sul fatto che siamo tutti fratelli. Lo dice Gesù. La frase martellante per Biagio fu questa: tutto quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Ognuno avete messo del vostro, chi del ristorante, chi del posto, chi della sala. Dare a chi ha bisogno, ecco il messaggio. Ma è sempre pochissimo, mi creda, perché ognuno di noi ha avuto sempre un po' di più del necessario. Che le sta spuntando qualche lacrima di emozione. Perché Biagio, diciamo che ha cambiato la mia vita. Da quello che io vedo... Che piange pure lei. Sì. Sì, mi ha fatto emozionare. È un momento bello, un momento dicembre, primi di... Non solidarietà, perché solidarietà io resto come sono, ti do qualcosa e finisce, no? Sono cresciuto da solo e ho sempre creduto l'unica cosa sicura è Dio. L'amore di Dio, l'unica cosa sicura è quello, ma è la cosa più bella, perché su questo amore noi dobbiamo puntare. È riuscita, come si suol dire a Gingo, una sala. Maglio mi disse 200 posti. Ti ho detto: Maglio, pochini sono. I soldi che riusciamo a ricavare oggi servono per una cosa seria. Prima di morire, Biagio disse: mi raccomando, il capannone degli ammalati non sono solo poveri, alcuni di loro sono ammalati.
capannone si farà. Alla Cittadella del Povero deve essere dall'interno consolidato, rafforzato. Oggi è una giornata di cuore, faccio veramente poco. Un pranzo molto francescano, ma francescano perché? Perché il nostro obiettivo è quello della raccolta. Non c'è solo peppe perché ci sono tante cose offerte che andranno a completare questa giornata che per me è una giornata di grande cuore. Come quel colibrì che con la goccia di acqua nel becco contribuisce a spegnere la fiamma, in questo caso la fiamma di chi sta più male. Questo contribuisce tanto a quelli che sono oggi, diciamo, i gravi problemi che la nostra società sta ritrovandosi nelle forme di egoismo. La fratellanza è l'espressione più bella. Nell'era dei social si dice amici di Facebook, amici di social, ma amici di che? Qui oggi invece si contribuisce a degli amici di cui non si sa neanche l'identità, ma che si sa che stanno male. Parliamo tanto di globalizzazione, parliamo tanto di tutto quello che sembra che non ci debba dividere da altri mondi, e invece spesso abbiamo creato muri e barriere proprio con chi sta male, con chi vive isolato a volte da tante situazioni. Mettiamoci in contatto con Biagio, anche col pensiero. Se amiamo solo quelli che ci amano, dice nostro Signore, che merito ne abbiamo. Amiamo anche quelli più lontani, più difficili. Ci daremo da fare, questa è la prima iniziativa, in cantiere ne abbiamo altre. C'è Dio Padre che pensa a tutti, sono sicura che anche per le prossime iniziative lei sarà con noi. E a Messina si è svolto un corteo nazionale per dire no al ponte, il servizio. Sabato 2 dicembre si è tenuto a Messina il corteo nazionale contro il ponte sullo Stretto, una manifestazione che ha visto numerosa l'adesione, non solo popolare ma anche partitica e istituzionale. È partita alle ore 15:30 da Piazza Cairoli e le persone hanno sfilato per la città con striscioni, bandiere e cori contro l'infrastruttura che dovrebbe collegare Sicilia e Calabria. In testa, fra gli altri, l'ex sindaco di Messina Renato Accorinti e l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Questa manifestazione non ha lasciato spazi ai dubbi, il ponte sullo Stretto le persone non lo vogliono. Numerosi discorsi per smentire le promesse che accompagnano l'idea della costruzione del ponte, altrettanti quelli che invece ricordano l'inestimabile bellezza del luogo che andrebbe preservato sia per il suo valore paesaggistico che ambientale. Tanti hanno rivendicato l'uso di finanziamenti per opere più utili al territorio meridionale, che conta tanti problemi nei collegamenti, dalle autostrade interrotte alle linee ferroviaria in molti tratti ancora a binario unico. Non sono perciò mancati momenti di critica e analisi. Nel tragitto le fila si sono espanse, impossibile quantificare il numero delle persone che sono accorse. Infine, il corteo è stato concluso in Piazza Duomo, dove, sulla stessa cattedrale, si è illuminata la scritta "No ponte" e un invito alla pace generale per la liberazione delle persone e dei territori. La società Ponte sullo Stretto di Messina continua a negarci la relazione sull'aggiornamento. È una impostazione inquietante, non trasparente, e da questo punto di vista nei prossimi giorni avvieremo un'imponente offensiva legale e giuridica contro la società Ponte sullo Stretto e contro il ponte, un'opera faraonica che fa buttare a mare decine di miliardi di euro di soldi pubblici per non realizzare le vere opere infrastrutture prioritarie, ovvero ferrovie, depuratori, sanità, quello di cui ha bisogno il Sud. Anche il Movimento 5 Stelle è in piazza per dire no al ponte. Noi diciamo no alle prese in giro, perché è veramente impensabile che nel 2023, quasi 2024, ci sia un ministro come Salvini, che penso che della Sicilia e del Sud gliene freghi ben poco, basti pensare anche all'autonomia differenziata, che continui ancora a promettere il ponte sullo Stretto con l'impegno di quanti? 11 miliardi di euro, 11 miliardi di euro che potrebbero essere utilizzati per tantissime altre cose, visto quello che manca a livello di infrastrutture qua in Sicilia, e invece alla fine i siciliani
vengono o vorrebbero prendere in giro i siciliani, perché di fatto gli unici soldi che spenderanno saranno i soldi per la progettazione e per la riesumazione della società del Ponte sullo Stretto. E quindi noi siamo qui in piazza in questa manifestazione. Ringrazio chi l'ha organizzata e ringrazio tutti i partecipanti a questa manifestazione per dire basta alle prese in giro. Noi siciliani non vogliamo essere presi in giro, e nemmeno tutta la gente del sud, che ha bisogno di sviluppo e opere infrastrutturali vere e concrete. Era importante esserci con la città che in questi anni ha soltanto subito la propaganda sul ponte, che ha mortificato ogni altra iniziativa di sviluppo del territorio. I partiti possono fare la loro parte e soprattutto possono sbugiardare quella che è soltanto propaganda, senza dimenticare che i fondi per il ponte sostanzialmente non ci sono e comunque sono sottratti ad altre emergenze ben più importanti. Quali sono queste emergenze più importanti a cui certi soldi potrebbero essere dati? Chi conosce Messina sa perfettamente quanto per noi le incompiute siano una questione da non sottovalutare, a partire dagli svincoli. Abbiamo atteso anni per degli svincoli che oltretutto sono stati fatti esplodere perché alla fine non erano sicuri come avrebbero dovuto essere. Ecco, che fiducia possiamo avere di un nuovo appalto per il ponte? Tra l'altro con un progetto già vecchio, è un progetto che nasce vecchio e senza gara, una propaganda che serve solo a alimentare nuovamente il flusso di denaro pubblico verso chi evidentemente non lo usa per il bene comune. Ha avuto un gran riscontro di pubblico il concerto di domenica sera organizzato dal Coro Magnificat di Agrigento, tenutosi presso la Basilica dell'Immacolata in città, che ha proposto Caire Maria, una meditazione musicale mariana. Sentiamo uno stralcio di un brano eseguito dal coro agrigentino. Maria, che non solo è la protettrice della nostra comunità di Agrigento, della Sicilia, possa darvi sempre quel senso di chiesa bello. Il Vescovo avrebbe detto: continuate ad essere tessitori di speranza, perché di fatto è questo quello che siete con il canto. Quindi grazie dal profondo del cuore da parte di tutta la comunità per quello che fate, ma soprattutto per quello che siete, per la testimonianza bella, lieta che ci avete dato oggi, ma che avete dato nel passato e che continuerete a dare a ciascuno di noi. Vi chiedo ancora un altro applauso per
Passiamo alle notizie sullo sport. Termina per 2-1 la partita tra Ragusa e Licata Calcio, valida per la 16ª giornata del campionato di Serie D, Girone I. Una sintesi curata da WeSport. Immediatamente alle spalle del terzetto in fuga solitaria si erge la prima tra le altre. Questa è il Licata che a 25 punti si attesta al quarto posto assieme a Real Casalnuovo. Giallo-blu reduci dal pari interno contro il Città di Sant'Agata e ospiti del Ragusa che ha dato continuità di prestazione e di risultati risalendo la china grazie ad una striscia di 5 risultati utili consecutivi che le permettono a 19 punti di guardare la zona play-out con un rassicurante +8. Nuovamente tra i convocati Valentin Abercon, di fatto una nuova freccia nell'arco giallo-blu a disposizione di mister Romano che lo ha avuto con il contagocce in questa prima parte di stagione. Arbitra Lorenzo Moretti di Cesena, coadiuvato da Filippo Todaro di Finale Emilia e Matteo Merloni di Ravenna. I Blei che gestiranno il primo pallone di questa sfida, ma a rendersi pericolosa dopo 6 giri di lancette è il Licata con il pallone gestito da Rotulo sulla tre quarti, scodellato in area di rigore lì dove si avventa sulla sfera l'ex Empoli Matteo Lanza che non riesce però a ribadire alle spalle di Freddi. Ragusa assai cinico e spietato al quarto d'ora sul lancio dalle retrovie arriva un controllo da capogiro ad opera di Guerriero che addormenta la sfera con il mancino e fredda. Valenti con il piede destro, Ragusa in vantaggio all'Aldo Campo di Contrada Selvaggio. 1-0, stop mirabolante dell'esterno Ibleo. Sorpresa però, troppo leggera in questo caso la retroguardia giallo-blu. Minuto 26, Ragusa ancora pericoloso con Vitelli sull'auto destro, di fatto sulla linea di fondo che supera Lanza, viene sgambettato, il ragusano cade per il direttore di gara e massima punizione. Dal dischetto si presenta Garufi, sembra piuttosto evidente l'atterramento ai danni di Vitelli. Valenti ipnotizza l'attaccante Ibleo e si resta sull'1-0 all'Aldo Campo. Compagine di mister Pippo Romano che prova a reagire poco prima della mezz'ora con il gran tentativo dalla distanza di Murgia, lascia lì il pallone, Freddi si avventa sulla sfera, Rotulo, ancora Freddi con i piedi salva, porta e il risultato finisce qui la prima frazione di gioco. Ragusa in vantaggio per 1-0, decide sin qui la marcatura d'opera di Guerriero. Inizia invece con un cambio la ripresa dentro Currò in luogo di Pedalino al minuto 55, Licata che si rende pericoloso con la sventagliata parabolica di Murgia per Minacori, la sterzata sul destro, il tiro a giro, la gran risposta da parte di Freddi che salva la sua porta, nega la gioia del gol al numero 11 giallo-blu. Contropiede del Ragusa sul ribaltamento di fronte, azione personale di Ses a sinistra che poi si muove per vie orizzontale con la coda dell'occhio, vede l'inserimento di Romano che arma il destro e buca Valenti sul suo palo per il 2-0 della compagine Iblea. Raddoppiano gli uomini di mister Ignoffo con l'azione travolgente di Ses conclusa da Romano. Ancora Ragusa pericoloso poco dopo col tentativo al limite l'ex sancadaldese Tuccio. Ancora cambi tra le fila licatese dentro Francia in luogo di Orlando. Al 70° però si riaccende la sfida. Infatti il pallone di Murgia sul quale si avventa Saito esce in netto ritardo. Freddi, secondo rigore di giornata accordato dal fischietto di Cesena. Dagli 11 metri si presenta Calogero, Minacori va centrale, non sbaglia e accorcia le distanze per il Licata che cerca l'assalto finale. Si rivede in campo Abercon che prende il posto di Murgia. Nel finale si gioca anche la carta Vari al posto di Calaiò, mister Romano. Minuto 90+8. La sponda di Minacori sul quale si avventa Rotura, una buona chance e la fallisce, trova solo l'esterno della rete il numero 10 licatese. Scorrono i titoli di coda sulla sfida dell'Aldo Campo, il Ragusa si impone per 2-1. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Finisce 85-84 la partita tra Rieti e la Fortitudo Moncada che si è svolta in trasferta. Nonostante la rimonta, la squadra agrigentina non ce l'ha fatta, solo per un punto. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì per l'infrasettimanale contro l'Urania di Milano. Sentiamo le interviste ai coach delle due squadre. Sì, il primo commento è che c'è amarezza, cioè è la parola peccato è quella veramente che è nella testa di chiunque in questo momento, credo, per quanto ci riguarda, perché
Abbiamo perso un'occasione perché poi oggi affrontavamo Rieti che sicuramente è in emergenza, un'emergenza più grave della nostra, perché anche noi non è che stiamo perfettamente, però abbiamo giocato una partita in cui abbiamo dovuto cambiare almeno 3 volte il piano partita all'interno della stessa. Rieti aveva un'idea molto chiara sul da farsi, quando noi mettevamo il quintetto piccolo loro alzavano il quintetto e chiaramente noi lì siamo andati in difficoltà, abbiamo provato con la zona a sistemare questo, ha pagato qualche volta ma abbiamo subito troppi rimbalzi d'attacco che hanno permesso a Rieti di avere seconde chance. Ti dico peccato perché non penso di poter rimproverare i miei ragazzi dell'atteggiamento oggi, perché quello che abbiamo fatto nel secondo tempo e soprattutto negli ultimi 2 minuti e 15 dopo l'ultimo time out che sono stato costretto a chiamare sulla tripla di Johnson che li aveva mandati a +10, l'abbiamo rimessa in piedi e Coil scheggia il ferro sull'ultimo tiro, sull'ultima preghiera che avrebbe potuto veramente cambiare una stagione. Però questo è così, mi prendo sicuramente un grande atteggiamento da parte dei ragazzi, ma mi prendo anche troppi errori che abbiamo fatto all'interno della partita che ci hanno compromesso. Non possiamo appellarci troppo alla sfortuna, che sicuramente un pochino c'è stata, però ci dovevamo mettere nella condizione di potercela giocare meglio sicuramente alla fine. Da questo chiaramente ripartiamo dall'atteggiamento, su questo è poco ma sicuro. Compagnia di coach Ale Rossi, buonasera coach. Buonasera. Una grande vittoria, la squadra ha stretto i denti sul finale e ha portato a casa i 2 punti. Un primo commento su questa vittoria? Sì, sicuramente allora, c'è il peso specifico della vittoria che è enorme perché ci permette di metterci 2-0 su Agrigento e scalare un altro piccolo fosso sul campionato, no? Sulla zona spaventosa, quindi bene così da questo punto di vista. È chiaro che è una partita che secondo me va letta, non si può leggere soltanto guardando la rimonta finale di Agrigento, così come il nostro brutto inizio. Noi abbiamo iniziato secondo me bene nei primi 4 minuti, abbiamo difeso con intelligenza, abbiamo costruito buoni tiri ma non abbiamo segnato mai nei primi 4 minuti e quindi il primo tempo lo leggo nel senso che è un +9 che dovevamo invece ingigantire con delle conclusioni un po' più precise. Quindi secondo me la squadra ha fatto un primo tempo buono, un buon terzo quarto in controllo, anche andando sugli obiettivi tecnici che potevano mettere Agrigento in difficoltà. C'è da fare grandi complimenti ai nostri avversari per la rimonta, per le percentuali importantissime, anche per il coraggio di giocare con 4 guardie negli ultimi 5 minuti, cosa che a fronte di un metro arbitrale che non ha favorito la nostra struttura fisica, chiaramente li ha rimessi benissimo, bravissimi loro a rientrare in partita e a meritarsi l'opportunità di giocare per l'ultimo tiro. Però onestamente è una partita che va letta innanzitutto nell'importanza del risultato, nel fatto che abbiamo condotto, credo, non vorrei sbagliare, ma insomma una trentina di minuti credo siamo stati più o meno avanti, e il brivido finale è dato da una serie di situazioni su cui dobbiamo necessariamente essere più bravi, dobbiamo migliorare il nostro killer instinct, come ho detto alla squadra, cioè la capacità di dare valore ai possessi, di non perdere la palla quando sentiamo che la partita magari sta pian piano venendo nelle nostre mani, +10, +12, abbiamo delle giocate morbide. È chiaro che in tutto questo c'è il merito degli avversari che cercano di sporcare tutto, però potevamo fare sicuramente di meglio, quindi prendiamoci la vittoria che in questo momento è molto importante per noi e chiaramente, come dicevi giustamente tu, in una situazione comunque di emergenza per noi, dove abbiamo stretto i denti e siamo riusciti comunque a tirar fuori una partita in casa tutto sommato solida. E questo è tutto per oggi per TV Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.